Affidata la progettazione per la messa in sicurezza del Rupinaro a Chiavari. Oggi la firma del contratto, a breve le conferenze dei servizi per il rifacimento degli argini e del Rio della Bona. Approvato il primo bilancio post mareggiata di Santa Margherita Ligure. Nonostante i 40 milioni di danni, la Tari scende del 20%. L'unico aumento riguarda le tariffe portuali, invariate le altre imposte. I frutti della parola. Nel cammino quaresimale la Caritas propone un itinerario di ascolto del Vangelo, riflessione su alcuni testi e gesti di carità per le realtà del nostro territorio. Una giornata di spiritualità e di preghiera per la famiglia, alla proposta della Regione Ecclesiastica Ligure, sabato 9 marzo a San Michele di Pagana l'incontro diocesano. Un saluto a tutti, bentornati al nostro telegiornale. La messa in sicurezza del torrente Rupinaro a Chiavari in apertura. Oggi in comune è stato firmato il contratto relativo all'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, per il quale sono a disposizione per il primo lotto di lavori 4,7 milioni di euro. Nei prossimi giorni invece sono già convocate le conferenze di servizi per gli argini del corso d'acqua e per l'intervento al Rio della Bona di San Pier di Canne. Vediamo tutto questo con Andrea Capitani. Il primo intervento ad essere cantierabile, l'avvio dei lavori è previsto per fine 2019, sarà la messa in sicurezza del Rio Bona nel quartiere di San Pier di Canne a Chiavari. Il letto del corso d'acqua, che attualmente passa sotto i condomini, sarà spostato più a monte e allargato prima di mettersi nel torrente Rupinaro. Si è concordato con la Regione di deviare il flusso, perché non si può spostare le case o demolirle, viene deviato questo rio, viene poi nuovamente immesso dentro il Rupinaro, spostando questo rio di circa una ventina di metri. Gli interventi di messa in sicurezza interesseranno poi anche il Rio Bacezza e il Rio della Moranda. Interesserà invece il muraglione del Civico 11 di Corso Genova la prima convenzione pilota per la suddivisione delle spese relative alla ricostruzione degli argini del Rupinaro. La stipula del contratto, unico ad oggi in Liguria, verrà esteso per tutte le difese spondali del corso d'acqua, le cui proprietà circostanti saranno oggetto di monitoraggio. Ringrazio il condominio di Corso Genova 11 che ha prestato molto tempo per questa elaborazione di questa convenzione. Siamo arrivati oggi alla ormai imminente firma, dovrà passare in giunta questi atti propedeutici per poi indire la conferenza di servizi nei mesi di marzo e aprile e arrivare alla conclusione di tutti gli atti entro maggio-giugno. Gli argini sono di proprietà privata, però c'è un interesse pubblico importante della messa in sicurezza. Abbiamo raggiunto questo accordo che è di 80% a carico della parte pubblica, 20% a carico dei privati, che è stato avallato dalla Regione Liguria. È il primo caso nella nostra regione. Complessivamente per tutto il progetto di messa in sicurezza del torrente Rupinaro sono a disposizione 4 milioni e 700 mila euro. Entro la metà di aprile sarà completato il monitoraggio dei restanti 6 ponti che ancora non sono stati oggetto di collaudo. Dopodiché si deciderà gli interventi da effettuare per la loro messa in sicurezza. Resta da risolvere invece il problema che blocca il rifacimento dei 2 ponti già collaudati, quelli di Corso Italia e Viale Tappani, ovvero la nuova normativa che obbliga un innalzamento delle nuove strutture di 1,5 metri. La pratica è oggetto di trattativa al Ministero a Roma. E ora veniamo al Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure che ha approvato il primo bilancio post mareggiata. Il documento è passato con i voti della maggioranza, contrari i 2 consiglieri di opposizione presenti, Claudio Marsano e Fabiola Brunetti. Debutto per il nuovo segretario generale Massimo Vallese. Il servizio. Il bilancio di Santa Margherita Ligure tiene conto dei danni subiti dalla mareggiata, ma non prevede aumenti delle tariffe né tagli ai servizi. In Consiglio Comunale l'assessore Valerio Costa presenta le cifre. 40 i milioni di euro di danni, che considerano i lavori alla strada per Portofino e quelli alla diga del porto, alla parte pubblica del depuratore e, tra le altre cose, quelli ai giardini e alle spiagge. Nonostante questo, spiega Costa, non aumentano le imposte, anzi la Tari cala del 20%. L'unica variazione riguarda le tariffe portuali, un aumento condiviso, dice l'assessore, con gli operatori e gli utilizzatori dello scalo. Al porto intanto è in corso la seconda tranche di lavori finanziata dal provveditorato delle opere pubbliche. A marzo possiamo dire che la breccia è chiusa, la scogliera è stata ripristinata e in questo momento sta normando la ricostruzione del muro in cemento. È la cosa più importante perché è quella che ci consente di mettere in sicurezza la città di Santa Margherita e gli operatori portuali. Nel contempo si recuperano gli scogli per il ripristino della massicciata. Tutti gli interventi proseguono con un buon ritmo. Tra gli obiettivi c'è il recupero della funzionalità dell'area sino a Piazzale Rizzo affinché sia utilizzabile per l'estate.
fino a Piazzale Cagni adesso sono state ripristinate le funzionalità dei servizi. Piazzale Cagni lo stiamo completando ed è previsto già anche l'installazione delle colonnine di allaccio degli ormeggi. Abbiamo passato già anche tutti gli impiantistica fino a Piazzale Rizzo, quindi come dire passo a passo, step by step, stiamo realizzando quanto necessario per arrivare alla bella stagione pronti. Per quanto riguarda le prenotazioni delle barche da ancorare qui al porto, sono buoni numeri? Sì, abbiamo cercato di coordinarci con la Marina Resort di Santa Margherita, la quale ha già sentito coloro che avevano gli abbonamenti, cioè gli stanziali nella nostra città, e data la carenza di ormeggi che ci saranno quest'estate nel Golfo Tigullio e in particolare sui transiti, abbiamo già delle percentuali di riempimento significative. Andiamo sul sito della Radio Vaticana per una notizia che riguarda il numero dei cattolici nel mondo. Aumentano i cattolici in calo, i sacerdoti in crescita, diaconi e missionari laici. Sono i dati di trend per quanto riguarda il 2017, è in distribuzione infatti l'annuario pontificio del 2019. Andando nello specifico si vede che i tassi di variazione di Africa e Asia raggiungono rispettivamente il più 2,5% e il più 1,5%. In America un più 0,96%, quindi il tasso è al di sotto di quello mondiale, mentre l'Europa è il solo continente ad avere un trend quasi nullo, ossia un più 0,1%. Questo i dati appunto sull'aumento del numero dei cattolici nel mondo. Veniamo sul nostro territorio. Secondo consuetudine la Caritas diocesana propone per il tempo di Quaresima un percorso personale e comunitario che si articola in momenti di riflessione ma anche in gesti concreti. Quest'anno le 5 settimane del cammino quaresimale saranno scandite anche da una rubrica dal titolo I frutti della parola che verrà trasmessa da Telepace. Vediamo. La Quaresima è un tempo forte che induce all'introspezione e al discernimento, ci riconduce all'essenziale della vita, con pratiche come il digiuno, la preghiera, la carità, ma non per questo va interpretato come un periodo oppressivo del cammino. Anzi, come ricorda Papa Francesco nel suo messaggio, la Quaresima del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio. In questo percorso ci viene in aiuto la parola del Signore che ascolteremo nelle 5 domeniche prima di Pasqua, che ci prepareranno a vivere nella libertà la gioia della risurrezione. Gioia di ritrovare Gesù risorto, vivo per sempre in mezzo a noi. E lo faremo accompagnati da alcune riflessioni che propone la Caritas, proprio perché la parola di Dio cali dentro la nostra vita, diventi sempre di più prossimità e condivisione. La Caritas diocesana propone un percorso che induca alla riflessione e anche a gesti concreti. Lo farà anche attraverso una rubrica settimanale, I frutti della parola, che proporrà diversi testi e il commento al Vangelo domenicale. Ci accompagnano testi diversi, l'Evangelo, il documento sulla fratellanza umana siglato da Papa Francesco e Al-Azhar, all'esortazione apostolica Gaudete ed Esultate, fino a testa di canzoni e letture che speriamo siano di aiuto nella riflessione e nel portare le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli. Così davvero facciamo insieme questo percorso che durerà le 5 settimane con questa rubrica settimanale. Ricordiamo gli orari, la rubrica andrà in onda a partire da martedì 12 marzo su Telepace 1 al canale 15 alle ore 20 e alle 22.05 e anche il mercoledì pomeriggio intorno alle 17. E non finisce qua perché in Quaresima Telepace ripropone la rubrica In cammino verso la Pasqua curata da Don Andrea Buffoli, direttore dell'Ufficio per la Pastorale Liturgica della Diocesi. Si tratta di un piccolo spazio di riflessione, una pillola di pochi minuti ogni giorno differente che andrà in onda nel corso della programmazione quotidiana. E dunque dal lunedì al sabato, prima della messa delle 9.30 e del telegiornale delle 12.45, alle 17 e prima delle edizioni serali del telegiornale. L'obiettivo è di offrire un breve momento di meditazione per vivere al meglio il tempo di preparazione alla Pasqua.
Cambiamo tema, si svolgerà sabato in tutte e 7 le diocesi della regione ecclesiastica ligure una giornata di spiritualità e preghiera dedicata alle famiglie. L'appuntamento per quanto riguarda la nostra diocesi sarà a Rapallo, nella parrocchia di San Pietro di Novella. Il momento di incontro si aprirà alle 9:30 con l'accoglienza e proseguirà con la preghiera e la lettura del Vangelo delle nozze di Cana. Seguirà la riflessione personale, il lavoro di coppia, la condivisione e infine il pranzo. Sarà presente anche il nostro vescovo. Sentiamo l'intervista di presentazione. La centralità della famiglia è affermata nella concretezza dei fatti anche con occasioni semplici di incontro come le giornate dedicate. Per rinvigorire questo appuntamento l'intera regione ecclesiastica ligure ha fissato 2 date, quella del 9 marzo e quella del 15 giugno, per 2 momenti che si celebreranno contemporaneamente in tutte e 7 le diocesi liguri. Il primo è un momento diocesano che però si sviluppa in tutte le diocesi nello stesso giorno con lo stesso programma, quindi è diocesano ma in realtà è regionale. Poi un secondo momento che sarà a giugno, dove tutte le diocesi sono invitate a convergere nel santuario della Madonna della Guardia, dove ci sarà questa giornata di preghiera e di riflessione sulla spiritualità familiare a livello regionale ai piedi di Maria. Nella concezione cristiana la famiglia è un sacramento dove si manifesta in modo particolare la spiritualità di Dio. Spiritualità non vuol dire che ci mettiamo qui, facciamo delle regolette per cui adesso c'è la famiglia che fa... No, è qualcosa di più profondo in realtà, cioè c'è uno spirito da accogliere con cui vivere il sacramento del matrimonio. E la spiritualità dunque non è nient'altro che accogliere questo dono consapevolmente. E la preghiera che cos'è? Spiritualità e preghiera, perché la preghiera ci aiuta, ci dà la possibilità di poter accogliere questo dono, riconoscerlo come un dono. La giornata di spiritualità e preghiera per la famiglia nella diocesi di Chiavari si celebrerà a San Pietro di Novella a Rapallo, un luogo periferico con una connotazione particolarmente familiare. Il fulcro della giornata sarà la proposta legata alla lettura e meditazione del testo evangelico delle nozze di Cana. Le nozze di Cana sono il segno della nuova creazione. La nuova creazione è: manca il vino in questa coppia, manca la gioia, manca la felicità. E c'è qualcuno che provvede a questo vino. Ecco, allora scoprire che la famiglia, il sacramento del matrimonio, è questa continua nuova creazione che Dio ha in opera. E questa creazione però Dio non vuol farla senza di noi. Ora spazio all'economia, come di consueto il giovedì. È stato prorogato al 1 aprile 2019 il termine per trasmettere all'Enea, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia con impatto sulla riqualificazione energetica, interventi eseguiti nel 2018, ma vediamo i dettagli nella scheda della settimana. L'adempimento serve per tenere sotto osservazione e valutare il risparmio energetico conseguito attraverso quegli interventi di ristrutturazione, cosiddetti non qualificati, che sfuggivano ad ogni forma di monitoraggio, non essendo prevista alcuna comunicazione all'Enea. Per gli interventi la cui data di fine lavori certificata è nel 2018, il termine è stato prorogato al 1 aprile 2019. A regime, la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dell'intervento o del collaudo. Il Fisco avvisa i contribuenti che metterà preventivamente a disposizione degli stessi e della Guardia di Finanza elementi e informazioni dai quali risultano redditi di varie tipologie, omessi o dichiarati soltanto in parte. Le anomalie riscontrate e segnalate riguardano i redditi provenienti dall'allocazione di fabbricati sottoposti a tassazione ordinaria o a cedolare secca, di lavoro dipendente assimilati, derivanti da assegni periodici, di partecipazioni in società, di lavoro autonomo abituale, professionale e non professionale e i redditi di capitale di varia provenienza. I contribuenti interessati riceveranno, via PEC o per posta ordinaria, i dati presenti in anagrafe tributaria con le anomalie riscontrate e gli estremi del modello presentato, dal quale non risultano i redditi percepiti e l'importo omesso complessivamente. In ogni caso, il contribuente può chiedere ulteriori elementi o segnalare fatti e circostanze sconosciute al fisco.
Quando il fisco ha ragione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, usando i dati presenti nell'avviso ricevuto. Dovrà presentare una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione. Ora la rassegna stampa con i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Un titolo enigmatico apre oggi Avvenire, pistole non vaccini, andiamo a capire perché. Alla Camera il sì contestato alla legittima difesa e Salvini chiede alla ministra Grillo, la ministra della Salute, di ammettere in classi i bambini non immunizzati, cioè coloro che non hanno fatto i vaccini. Il ministro della Salute dice decide il Parlamento, nella notte vertice sulla TAV 800 milioni a rischio. Ecco l'Italia che fa domanda per il reddito, partenze senza caos, oltre 35.000 le domande alle poste, 8.500 ai CAF. In testa Campania e Lombardia al top delle richieste. E poi c'è la foto notizia che andiamo a vedere al centro della prima pagina di Avvenire, il racconto di chi ha dovuto lasciare il proprio paese nella prossimità dell'8 marzo, giornata della donna, donne in fuga dalla Siria, noi profughe resistiamo così. La segretaria nazionale della CISL Furlan, per la parità la strada è ancora in salita. Legge Merlin salva la consulta Famuro, ricorso respinto, resta reato sfruttare o favorire la prostituzione. Su questo tema anche l'editoriale a cura di Giuseppe Anzani, prostituzione sentenza della consulta, la vittima resta vittima. E ancora dalla prima pagina dell'Avvenire, le ruspe in azione nella piana di San Ferdinando, il ghetto degli incendi, siamo in Calabria, e poi l'omelia di Papa Francesco per l'inizio della Quaresima con i poveri e i cattolici crescono ancora. Prima pagina del Secolo XIX, TAV e braccio di ferro, Lega, Movimento 5 Stelle non cedono, Conte prova a ricucire. Lettera dell'Unione Europea, con il no l'Italia può perdere 800 milioni, sì alla legittima difesa, spacca invece i 5 Stelle, 25 deputati non votano. Il commento, senza ministro Roma più isolata a Bruxelles, Marco Zatterin dice che ormai un mese che l'Italia non ha il ministro per gli affari europei, al professor Savona andato alla Consob. Carige, il decreto diventa legge, aiuti pubblici confermati, via libera anche dal Senato. E poi c'è la fotonotizia, 5 terre a numero chiuso, il sì del Ministero ora fa discutere in Liguria. E a proposito della Liguria, agli Umarell di Rapallo piacciono i lavori per il Suegno, per disincastrare questo yacht della famiglia Berlusconi, e poi arrestato l'ex amministratore della colonia Arnaldi di Uscio, latitante dopo la condanna. Nel Levante, reddito di cittadinanza di debutto ordinato, prolungati gli orari agli uffici postali e ai CAF. Ma dalla CGIL alla CGIL di Rapallo c'è già l'assalto, qui moltissime persone, la UIL un afflusso importante, valuteremo ora se implementare il nostro personale. E ancora dal Secolo XIX, con Gandolfo, lista per Recco e 5 simboli, l'assessore candidato sindaco sostenuto da Giovanni Toti Liguria, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liguria Popolare. La lista Bucilli apre la polemica, ora dovrà accettare le richieste di quei partiti. E ora noi invece diamo la linea a Genova ai colleghi del Cittadino. Il tempo di Quaresima, l'attenzione del Cittadino di questa settimana, che dedica l'apertura al messaggio del Santo Padre che invita a convertirsi attraverso digiuno, preghiera e carità. Le opportunità offerte in diocesi per la confessione nel periodo di Quaresima, soprattutto in cattedrale e a Santa Zita, e il grande appuntamento della Via Crucis cittadina che si svolgerà venerdì 15 marzo al Porto Antico. Di spalla in prima pagina la relazione del Convegno Nazionale degli Economi Diocesani, finalità pastorali e criteri di onestà nell'amministrare. Tra gli altri appuntamenti in diocesi, il richiamo alla giornata di spiritualità delle famiglie che si svolgerà sabato 9 marzo in seminario. Infine, in taglio basso della prima pagina, riportiamo una felice ricorrenza ai 50 anni di sacerdozio di Monsignor Alberto Tanasini, vescovo di Chiavari, che ha festeggiato l'anniversario con una Santa Messa celebrata a Genova lo scorso 1 marzo con i suoi compagni di ordinazione. I 10 festeggiati hanno ricevuto poi il dono della telefonata di auguri di Papa Francesco. Tutte le altre notizie all'interno del giornale sul nostro sito www.ilcittadino.ge.it. Gli ultimi aggiornamenti ora dalla redazione, pronto Andrea Capitani, a te Andrea.
Buongiorno Maurizio, a tutti. Una notizia che riguarda l'informazione di Teleradio Pace, perché infatti da oggi l'informazione che tutti i giorni va in onda e anche viene pubblicata attraverso il nostro sito internet sbarca su Alexa. Cos'è Alexa? È l'assistente vocale targato Amazon. Installando una skill, chiedendo al dispositivo "dimmi le notizie del giorno", verrà data lettura degli ultimi articoli pubblicati dalla nostra redazione. L'app può essere installata anche sul telefonino, l'abbiamo fatto anche noi, possiamo fare anche la prova direttamente. Dimmi le ultime notizie. Ecco il tuo sommario quotidiano. Da Teleradio Pace Notizie. Teleradio Pace, l'informazione di Teleradio Pace sbarca su Alexa. Ecco, dalla redazione è tutta, a te la linea. Grazie Andrea, torniamo sul nostro sito teleradiopace.com. Nel 5° anniversario della scomparsa di Stefano Larizza, il giovane chiavarese in servizio nella Polizia Municipale di Portofino, domani alle 10:30 in località Cervara, Santa Margherita Ligure, si svolgerà un momento di commemorazione e di benedizione della targa dedicata al giovane. In quel punto della provinciale 227 Larizza fu vittima di un tragico incidente stradale. Seguirà la messa alle 11 nella chiesa di San Martino a Portofino. Domenica invece alle 11 la messa di suffragio sarà celebrata nella parrocchia di origine del giovane San Giuseppe ai Piani di Chiavari. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ci ritroviamo questa sera alle 19:15. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.